Ben ritrovati dunque gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, riprende dunque la settimana con la voce del Friuli, è venuto a trovarci Raffaella Bizzozero, perché? Perché vogliamo parlare di telefonia, ecco in questa puntata consumatori attivi, però quello che conta è essere presenti perché attenzione alle truffe, ai contratti eccetera. E allora in questi 10 minuti vogliamo un po' fare un'analisi di quello che può capitare e soprattutto i consigli giusti da parte di chi conosce bene la situazione, perché si sta un attimo a passare dalla ragione al torto, è così Bizzozero? Certamente, io direi sempre di controllare prima cosa la fattura, quando arriva a casa visionarla immediatamente, perché abbiamo dei tempi per cui poter presentare un reclamo. Basta anche per esempio una chiamata al call center, oppure potete venire nella nostra associazione, la Consumatori Attivi, dove noi seguiamo tutti questi tipi di problematiche. Se troviamo dei costi che non riconosciamo, degli importi assolutamente esorbitanti, un traffico che viene disconosciuto, bisogna prontamente segnalarlo, meglio ancora con una lettera raccomandata o una PEC. Diciamo. Anche perché mi permetta, si sta un attimo anche con i cellulari, in particolare anche con quelli ricaricabili, si sta un attimo ad attivare magari un abbonamento e poi per poterlo disdire eccetera ci si perde nei meandri e si va a rischio di trovare magari anche la controsoluzione, nel senso che da una parte ti arriva il messaggino che ti dice tutto a posto, poi non si sa come il credito sparisce. No? Ecco, anche in questi casi immediatamente muoversi con il proprio gestore. Vale la stessa regola che vale per le utenze fisse, immediatamente segnalare al call center e attivare tutte le procedure, di modo che è importante avere anche un riscontro. Se si chiama al call center è importante segnarsi il codice dell'operatore. Diciamo che queste sono le procedure base per... Mi tocca la curiosità, nel tranello non cadono solo le cosiddette persone magari che non sono molto, diciamo così, afferrate di tecnologia o di 2.0, ma anche giovani, no? Oddio, cioè ormai può succedere di tutto, per esempio con i cellulari uno può sfiorare un banner e improvvisamente si attivano delle applicazioni, sì, delle cose che noi non avevamo mai richiesto, che sono anche a pagamento, quindi bisogna assolutamente muoversi, cercare nel possibile, soprattutto controllare il credito residuo che sia corretto. Molto spesso succede anche che si attivano dei contratti, verificare sempre i contratti, visionarli bene quando è il momento dell'attivazione con tutte le loro clausole, perché tante volte molto spesso ora nei contratti ci sono delle condizioni contrattuali per cui il contratto è vincolato per un periodo che molto spesso va anche a 24 mesi. Quindi stare molto attenti. So che al giorno d'oggi ci sono moltissime offerte, però prima di chiudere un contratto sempre visionare tutte le clausole contrattuali, perché a volte ci possono essere poi delle sorprese quando viene chiuso un contratto entro questo periodo, diciamo. Certo. Senta, poi è facile cascare, come ha detto lei, perché con la tecnologia moderna, sia per quanto riguarda gli smartphone o i tablet e via dicendo, basta magari anche gli iPhone, basta solo toccare, no? A volte si mette in tasca, si pensa, si va via tranquillo, magari nel frattempo il telefono si gira, parte, ritorna normale, calchi involontariamente, non so, il collegamento internet e magari in quel momento ti casca Cioè, diciamo che dei telefoni, soprattutto quelli più moderni, hanno delle sicurezze, ci sono dei blocchi, ci sono delle sicurezze affinché non avvengano così delle attivazioni non richieste. Comunque sì, quando ci si accorge che qualcosa non va, assolutamente provvedere immediatamente, cioè non lasciare correre, perché prima si provvede è più facile anche risolvere il problema. Prevenire è meglio che curare, Certo. Senta, ultimamente per quanto riguarda consumatori attivi nel territorio della provincia di Udine, dunque il nostro focus è questo, ci sono incrementi di richieste di intervento da parte vostra? Quello che io posso vedere sul territorio, a volte ci sono delle zone in cui promettono la fibra, mentre la fibra poi ai fatti non c'è, per cui viene attivato un contratto fibra, oppure dicono vi consegniamo il modem non arriva e l'utente rimane anche per un lungo periodo isolato, continua a fare solleciti e non ha riscontri.
Comunque sono tutte situazioni che si possono risolvere. Ho avuto anche un utente che aveva attivato linea fissa e linea mobile nello stesso contratto, il mobile è stato attivato mentre la linea fissa non è mai stata attivata, con notevoli disagi. Le fatture purtroppo però arrivavano con l'importo pieno, con l'importo come se ci fosse stata attivata anche una linea. E magari questo poi non aveva neanche utilizzato mezzo secondo del cellulare, però alla fine quando ti arriva da pagare bisogna certo, pagare. E poi sono continuate a uscire queste fatture e noi abbiamo attivato tutte le procedure, la cosa si è risolta, si è risolta anche bene perché ha avuto un indennizzo. Certo. Però, guardi, ci sono delle notevoli situazioni. Vi faccio un caso che è proprio capitato a me tanti anni fa con una compagnia telefonica dove avevo sottoscritto un contratto via telefono e il contratto prevedeva che per poter telefonare, cioè per avere poi chiaramente i soldi in bolletta mensile, dovevo fare il prefisso ogni volta, in modo tale che quando facevo il prefisso automaticamente la telefonata andava su questa compagnia e questa compagnia mi mandava a fine mese il pagamento. Non si sa come, all'improvviso sono arrivate bollette pesanti senza mai usare il telefono, perché non facevamo il prefisso, non si usava il telefono, non avevo la linea internet perché non mi era arrivato niente, però stranamente erano arrivate bollette abbastanza pesanti da pagare, con blocco del telefono abbiamo dovuto insomma. Beh, diciamo che è stata un'istruttoria abbastanza lunga, poi hanno dato ragione a noi, però. No, beh, certo, sono situazioni che purtroppo si presentano anche abbastanza spesso, però insomma ci sono le modalità per risolverle e risolverle anche bene. Senta, la differenza che c'è ad esempio tra un contratto firmato, cioè il famoso agente che ti arriva magari a casa e ti fa la proposta e tu prendi il contrattino, lo firmi, rispetto al famoso contratto telefonico, perché qualcuno dice che è la stessa cosa, no? Allora, le differenze dei contratti, più che allora ci sono i contratti, diciamo così, al di fuori dei locali, la differenza comporta nei contratti al di fuori dei locali commerciali, oppure quando un utente decide di fare un contratto e si rivolge nella postazione fisica, nel negozio fisico del gestore. Diciamo che con i contratti così a distanza o al di fuori dei locali commerciali l'utente ha una tutela in più, nel senso che può esercitare il diritto di ripensamento. Per dire, la signora che va al supermercato, fa la spesa, poi viene fermata da un agente, o ci sono, sappiamo, nei centri commerciali ci sono questi banchetti così, e viene indotta a fare un contratto, anche se in quel momento magari non aveva esattamente l'idea o l'intenzione. Succede questo, tanto per essere chiari, arriva la signora, esce dal negozio, io sono il venditore, vado vicino, signora ha una grande promozione da farle, non le costa niente, però mi metta una firma qui che poi le mando l'incaricato a casa. Voi magari in buona fede cosa fate? Perché questo qua magari vi sta stressando, dovete andare a fare la pasta, avete i secondi contati, vabbè, mi dia qua, firma, ma ripeto, in buona fede, pensando che si tratti soltanto di un primo tentativo eventualmente di chiudere un contratto. Perché tante volte anche lo propongo come una proposta commerciale, il trucco anche perché uno pensa ma è solo una proposta, invece no, questo è un contratto vero e proprio. Poi magari le arriva la botta, poi allora l'utente, diciamo il cittadino consumatore, ha una tutela in più, nel senso che ha tempo 14 giorni per esercitare il diritto di ripensamento. Lavorativi o totali? Sono lavorativi. Ecco, perché anche questo è importante da sottolineare. No? E quindi subito fare meglio una lettera raccomandata in cui può appunto esercitare il diritto di ripensamento, basta una semplice lettera dicendo che assolutamente non serve mettere motivazioni, non serve specificare il motivo, ma però insomma farsi vivi è giusto questo. Nel caso in cui invece magari la signora Maria o il signor Beppi che ci sta guardando da casa e non è molto pratico nel mandare raccomandate piuttosto che usare i call center perché si trova in difficoltà, ecco che c'è la possibilità di rivolgersi ai terzi. I terzi sono proprio i consumatori attivi in questo caso, le varie associazioni di categoria presenti sul territorio, i quali vi possono dare una mano, consigliare come fare senza costi aggiuntivi, perché questa è la cosa importante, perché se c'è sempre il rischio di aprire delle
le porte e poi trovarsi in portoni, diciamo dalla padella alla brace, no? Alla fine. Invece i consumatori attivi vi danno la possibilità di poter risolvere questi problemi. Io sono sicuro e sono convinto che ci sono tantissimi telespettatori che in questo momento ci stanno guardando, che indirettamente o direttamente sono coinvolti in queste strane giochi di firme, no? In questi abbonamenti strani che si sono attivati e via dicendo. E sappiamo che magari qualcuno non ha il coraggio di tirare fuori la testolina e magari si arrabbia, si mangia un po' di bile, come se attacchi di bile, però magari non ha il coraggio di rivolgersi a un'associazione che tutela la sua persona perché magari ha paura, non so, così di svergognarsi. Invece siamo nel 2019 e queste associazioni servono a questo. Ecco perché diamo lo spazio con la possibilità di parlare. Sì, noi vediamo tantissimi casi, per esempio adesso stiamo seguendo anche il discorso della fatturazione a 28 giorni, che il cittadino avrebbe dovuto vedersi in bolletta finalmente il rimborso per tutti i giorni indebitamente erosi. Sappiamo che c'è stata una lunga discussione tra AGI come autorità e le telco, i gestori telefonici, con ricorsi contro ricorsi. Entro il 31 dicembre il cittadino avrebbe dovuto rivedersi in bolletta rimborsati questi giorni in cui c'è stata questa indebita fatturazione a 28 giorni, mentre è stato tutto sospeso poi dal Consiglio di Stato e ne sapremo qualcosa forse al 30 verso a marzo. E anche qui la cosa simpatica, se simpatica è il discorso del famoso mese, no? Perché arriva il mese, poi non si capisce se sono 28 giorni, 4 settimane o 28 giorni lavorativi e via dicendo. Sì. E lei mi insegna che quei 2 giorni o quel giorno alla fine è molto importante. Perché praticamente sì, era un mese in più praticamente che poi veniva fatturato, sì, anche lì ha creato ulteriori costi. Non è il famoso 29 febbraio. Insomma. Avrebbe dovuto anche, c'è la delibera dell'autorità sul modem libero, che avrebbe dovuto essere arrivato già a partire dal 1° gennaio, però c'è stato un ricorso da parte di TIM che con un Consiglio di Stato, qui però l'Avvocatura di Stato non si è presentato, quindi c'è una parte della delibera che non è stata attualmente sospesa, diciamo in uno stato di limbo, perché per i vecchi contratti, cioè si doveva praticamente discutere sui vecchi contratti dando adesione ad una normativa dell'Unione Europea del 2015 che doveva essere previsto il modem libero per tutti, mentre con questa sospensione diciamo che nei nuovi contratti è stato applicato il modem libero, ma i vecchi contratti sono rimasti bloccati con il modem che rimane di proprietà. Questa è la questione. Io ringrazio la nostra ospite per la partecipazione, ripeto, una volta alla settimana avremo questi spazi con consumatori attivi, perché consumatori attivi non si occupa solo di crack, di banche venete, ma si occupa un po' di tutto a 360 gradi e attraverso appunto queste finestre informative cerchiamo in un certo senso di fare sensibilizzazione da una parte, ma soprattutto a obbligarvi in un certo senso a tirare fuori la testa dalla sabbia per cercare di tutelare i vostri diritti, perché lo ripeto sempre, se non si fa squadra non si va da nessuna parte, 1 più 1 fa 2, ma in questo caso si rischia di fare -3, e allora non andate solo nel bar ad arrabbiarvi perché vi hanno preso per i fondelli, ecco, vi hanno preso per un tortorello e via dicendo, cioè, approfittate del fatto che ci sono queste associazioni serie che lavorano sul territorio e che vi danno un servizio completo per cercare di uscire dall'impasse. I consumatori attivi ci sono, consumatori attivi tornerà la prossima settimana con noi con altre problematiche per cercare insomma di capire e conoscere quello che accade anche nell'immacolato e vergine Friuli. Grazie alla nostra ospite, rimanga con noi. Adesso come sempre il videogiornale e VR1 Magazine. Per quanto mi riguarda, con la Voce del Friuli torniamo come sempre, stessa rete, stessa ora, videogiornale.